Siamo 300 e oltre veneziani che non sono una cartolina eh, color seppia. Noi non stiamo sopravvivendo, noi stiamo vivendo in questa città e lo facciamo sentendoci vivi, cantando e condividendo con tutti una sensazione unica. Nella forzata marcia verso il web provocata dal coronavirus, c'è chi incontra difficoltà persino ad organizzare una videoconferenza tra poche persone. Figuriamoci quando si tratta di coordinare le prove del coro più numeroso d'Italia, in un ambito delicato come la musica, dove anche il minimo ritardo può far saltare il banco. Un problema che non ha fermato i 300 veneziani della Big Vocal Orchestra, che ha escogitato un sistema per continuare la propria attività in tutta sicurezza, una prova online nella quale ogni corista può studiare da casa i nuovi brani attraverso dei video spediti a tutti i componenti del gruppo, anzi 3 video, personalizzati per ogni sezione del coro, soprani, contralti e voci maschili. Abbiamo le voci guida, le due soliste che sono Francesca Bellemmo e Betty Sfriso, che assieme al nostro, definirlo pianista è limitativo, al nostro musicista che è Giacomo Franzoso, il corista ascoltando, traendo da tutto quello che può essere la spiegazione del brano, ciò che può fare, canta assieme alle voci guida, allo strumento guida, al suo direttore. Coro dal repertorio poliedrico, la Big Vocal Orchestra è da anni riconosciuta come un vero e proprio fenomeno musicale tutto veneziano. Tra i concerti più spettacolari, uno degli ultimi prima del lockdown, quello del 28 dicembre 2019 in Piazza San Marco, davanti ad un pubblico di oltre 5.000 persone, omaggio ad una città appena travolta dalla qualta del 12 novembre. Abbiamo cercato di dare a queste lezioni un senso molto più profondo di quello che potrebbe essere una semplice lezione di canto o di ascolto della musica. C'è lo svisceramento dei significati, c'è la condivisione di quanti più elementi possibili per attingere da se stessi la forza di essere un coro.